Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati con Focus TG. È passata velocemente sul nostro territorio un'ondata di maltempo che era stata ampiamente prevista. Danni soprattutto nella bassa padovana, Monselice a est. Ci collegheremo tra poco con Chiara Gaiani per avere dei particolari, ma partiamo da Marostica, dove causa maltempo sono state cancellate 2 rappresentazioni della famosa partita degli scacchi. A te Mirko. Buongiorno direttore, bentrovati dalla piazza del Castello, piazza degli Scacchi a Marostica. Con me c'è Simone Bucco, presidente della Pro Marostica. Oggi lo sarebbe stato comunque giorno di smontaggio delle impalcature, purtroppo però senza i 2 spettacoli di ieri con 7.000 persone previste. Sì, con un po' di amarezza ieri abbiamo dovuto annullare gli spettacoli, purtroppo il tempo non ci ha aiutato. Fortunatamente abbiamo rinviato perché sia durante lo spettacolo delle 17 che quello delle 21 è arrivato uno scroscio d'acqua e del vento forte che avrebbe reso pericoloso anche per i turisti, molti che erano arrivati. Tante persone e danni, ecco, possiamo dire questo, danni da maltempo in generale non ce ne sono stati, alcune situazioni ma davvero molto limitate, come ci ha confermato stamattina la Protezione Civile di Marostica. Il COC, il centro operativo comunale, è rimasto aperto fino nel cuore della notte, ma non si sono registrate particolari criticità. Vediamo il lato buono della medaglia, però venerdì e sabato con le prime 2 rappresentazioni è andata molto bene. È andata molto bene, abbiamo avuto 2 rappresentazioni, posso dirlo da pelle d'oca, abbiamo ricevuto centinaia e centinaia di commenti e feedback positivi dovuti ai cambiamenti che avevamo messo nello spettacolo. Abbiamo avuto 2 sold out, meglio di così non poteva andare. Teniamo con noi questo ricordo meraviglioso del venerdì e del sabato e cosa volete fare? Il buon Dio non si comanda, il tempo è andato come è andato. Possiamo già dare un appuntamento a 11, 12, 13 settembre 2026 perché la partita si svolge ogni 2 anni. Sì, esattamente, vi aspettiamo 11, 12, 13 settembre 2026, già da metà dell'anno prossimo apriremo le biglietterie, abbiamo già richieste per acquistare i biglietti per il 2026, però purtroppo adesso dobbiamo preoccuparci dei rimborsi delle persone che non hanno avuto modo di vedere lo spettacolo, rimborsi che per poter fare potete collegarvi al sito marosticascacchi.it e troverete la modulistica da poter compilare. Ricordiamo i 4 giorni di tempo per la richiesta di rimborso dei biglietti. Noi comunque siamo a completa disposizione. Ecco, ricordiamo anche quante persone hanno lavorato in questi mesi, anni, insomma, per arrivare a questi giorni. Guardi, abbiamo avuto più di 1 migliaio di persone che quest'anno che hanno lavorato attorno alla partita a scacchi. Ieri sera si palpava una delusione generale, però anche da un altro punto di vista contentezza per come erano andati gli spettacoli di venerdì e di sabato. Sono tutti carichi, da stamattina alle 8 sono qui per cominciare lo smontaggio di tutto e rimettere tutto nei magazzini in ordine. È una forza inestimabile quella di Pro Marostica. Ed è uno dei punti di eccellenza di questa città. Simone Bucco, presidente della Pro Marostica, con Tommaso Migot. Da Marostica è tutto, a te la linea. Grazie a Mirko Cavallini e all'operatore Tommaso Migot. I danni sono stati più contenuti in questa ondata di maltempo rispetto ad altre. Andremo poi a Salzano da Filippo Fois perché c'è stata una tromba d'aria che ha devastato un residence, in particolare ha distrutto tutti i pannelli solari, e questo è il maltempo dei cambiamenti climatici che colpisce chirurgicamente. Questo è il fiume Melma a rischio di esondazione tra le case, è già oltre il livello di guardia, sta accadendo a Silea. Le previsioni: piogge e temporali, temperature in discesa, poi torna il sole, ma la seconda perturbazione autunnale porterà la neve. Passiamo ad altra cronaca, la cronaca giudiziaria. C'è attesa per la sentenza contro il camionista che ha ucciso e travolto il campione di ciclismo Rebellin. Andiamo in diretta da Luisa Bertini.
Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai nostri telespettatori. Siamo davanti al Tribunale di Vicenza dove è in corso l'udienza. Parliamo ovviamente del caso Rebellin per il processo che vede imputato il camionista tedesco accusato di averlo travolto e ucciso il 30 novembre 2022 nei pressi di una rotonda a Montebello Vicentino mentre l'ex campione di ciclismo di Lonigo si stava allenando. Una sorta di udienza a fiume, quella prevista e che è tuttora in corso, che si avvia alla conclusione, al processo. Si discuterà oggi delle perizie dell'incidente, ci saranno anche le richieste dell'accusa, delle difese e non si esclude che oggi possa arrivare anche la sentenza. Saranno sentiti i periti, gli ingegneri cinematici nominati dal pubblico ministero e dalla difesa per ricostruire la dinamica dell'incidente. Poi la ringa finale e con ogni probabilità si arriverà anche alla sentenza. Ricordo che l'udienza di oggi era stata fissata il 24 giugno dopo che all'imputato, il camionista 64enne tedesco, erano stati revocati gli arresti domiciliari per le gravi condizioni di salute in cui versava, perché a maggio era stato colpito da un ictus ed era stato così ricoverato in Germania. Ricordo anche che nel dicembre 2023 il giudice per le indagini preliminari di Vicenza aveva respinto la richiesta di patteggiamento a 3 anni e 11 mesi che era stata presentata dalla difesa. L'uomo è accusato di omicidio stradale con l'aggravante della fuga. Al momento dal Tribunale di Vicenza è tutto, ovviamente se ci fossero novità vi aggiorneremo. Grazie molte a Luisa Bertini, a Simone Squarcina, il nostro operatore. E vediamo un'altra tragedia della strada, l'ennesima a Miane, nella frazione di Combay, dove un motociclista di 77 anni ha perso la vita mentre stava andando a portare una rosa bianca a Barcis, dove è stato trovato il corpo della povera Giulia Cecchettin. Ha preso una curva con la sua moto troppo stretta e si è scontrato frontalmente con un'auto che procedeva ad alta velocità. Sentiamo. Eravamo partiti stamattina tranquilli per portare una rosa al Cecchettin su a Barcis, dove è stata trovata. Abbiamo ancora la rosa dietro. Purtroppo io ho sentito il botto e basta, insomma. La rosa bianca appoggiata sul corpo che giace esanime a terra è il corpo dell'ultima vittima della strada, Giambattista Battistello, centauro di 77 anni, noto fiorista di Zugliano nel Vicentino. Quella rosa l'aveva presa questa mattina proprio dal suo negozio. Stava andando a Barcis per portarla insieme ad un gruppo di bikers nel luogo dove è stato trovato il corpo della povera Giulia Cecchettin, per onorarle la memoria. La partenza alle 7, il ritrovo al solito bar di Tiene. Giambattista era la mascotte, il più anziano del gruppo. La decisione ieri sera di cambiare meta, visto il maltempo, a raccontarlo è l'amico Flavio. Dovevo fare Gavia Stelvio, visto il tempo brutto ho scelto questa strada e purtroppo è stata fatale. Lo schianto contro una Nissan Qashqai verso le 8:30 lungo la strada provinciale che collega Follina a Valdobbiadene all'altezza di Combay. Battistello stringe troppo in curva e finisce contro un'auto che sta andando in direzione opposta. Fatale l'impatto. L'uomo muore sul colpo davanti agli occhi dei compagni che erano con lui. Praticamente io ero dietro, visto che ha tagliato la curva, cioè subito dopo la prima curva, la curva A, che è proprio curva, nella semicurva, anziché stare nella sua corsia, l'ha tagliata e l'ho visto volare, una botta e volare. Alla fine sono andato addosso. Battistello aveva un garden a Zugliano, dove era conosciutissimo. Aveva anche un banco di fiori al mercato. Lascia la compagna e 3 figli. La strada provinciale è rimasta chiusa diverse ore, il traffico deviato da una pattuglia dei carabinieri, una seconda per fare i rilievi. Nessun dubbio sulla dinamica. I compagni che erano insieme a lui hanno reso le loro testimonianze. La salma, dopo il nulla osta del magistrato, è stata portata all'obitorio dell'ospedale di Vittorio Veneto. Profondo dolore per i compagni che hanno preso con loro lo zaino dell'amico per riportarlo a casa. Attimi di paura nel primo pomeriggio di ieri per un incidente con il quad di cui è rimasto vittima il consigliere comunale di Orsago Max Ferracin. Ad allertare
i soccorsi, alcune persone di passaggio che hanno visto il quad capovolto e una persona a terra poco più in là. Sul posto una squadra del soccorso alpino delle Prealpi Trevigiane, oltre all'elicottero di Treviso Emergenza, ambulanza e vigili del fuoco. Raggiunto dai soccorritori e dai sanitari, il 53enne è stato portato in ospedale. Il quad è stato posto sotto sequestro dai carabinieri di Vittorio Veneto, intervenuti per svolgere i rilievi. Le condizioni di Ferracin sono gravi ma stazionarie. Andiamo adesso a Monselice perché abbiamo visto il maltempo, ci sono stati dei danni nella Bassa Padovana, Monselice Est. Andiamo in diretta da Chiara Gaiani. Buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori con il collega Federico Cibotto. Ci troviamo in via Solana. Qui in realtà ci eravamo già stati a maggio trovando una situazione peggiore rispetto a quella che si è verificata nella giornata di ieri, ma resta molto attenzionata. Vi faccio vedere quante persone ci sono qui in questo momento. Ci sono tecnici della regione e della protezione civile che sono in sopralluogo da questa mattina e stanno facendo in questo momento una riunione volante con la sindaca di Monselice Giorgia Bedin, che per questo insomma non è qui con noi e che speriamo di poter raggiungere a breve, una volta che sarà stata ragguagliata dalle verifiche che sono state fatte nella mattinata odierna. Che cosa è accaduto con il collega Federico Cibotto? Vi faccio proprio vedere. Il problema è legato a questo torrentello, è un calto, cioè un torrente che serve per far defluire l'acqua piovana. Nel pomeriggio di ieri qui sono caduti almeno 80 mm in pochissimo tempo. Questo caldo si riempie e porta a valle masse di detriti, di fango, di sassi che hanno causato un movimento franoso che ha interessato e messo in pericolo alcune abitazioni. Una in particolare è stata evacuata, sono state portate appunto fuori di casa una mamma e una figlia, un'altra famiglia invece ha preferito rimanere in casa. Questo che vi facciamo vedere è il Montericco, questo è il problema e su questo stanno decidendo che cosa fare, perché se oggi la strada via Solana è libera, a maggio la situazione era addirittura peggiore. Poi magari speriamo di riuscire a proporvi il sindaco che ci ragguaglia su che cosa è stato deciso di fare. Ho visto che si è liberato, allora io vado a raggiungere il sindaco. Nel frattempo vi proporrei il servizio che abbiamo confezionato questa mattina in redazione sugli allagamenti che hanno interessato un'altra zona della Bassa Padovana, ovvero Est. Allora sentiamo il servizio e poi raggiungiamo il sindaco. Vediamo i tombini che si sono alzati dal suolo, dalla forza dell'acqua. I fossati sono pieni. Il documento dell'appassionato di meteo Luca Tecchiato è stato girato nel pomeriggio di ieri. Era questa la situazione dopo la bomba d'acqua che si è abbattuta nell'area del comune di Este, colpendo in particolare la zona di Pra e Deserto, a cui si riferiscono queste immagini. Allagati i campi, i tombini faticano a drenare la quantità d'acqua caduta in pochissimo tempo, con strade che per alcune ore si sono trasformate in torrenti e alcune famiglie che hanno dovuto combattere con l'acqua che ha invaso scantinati e abitazioni. La situazione in queste ore è tornata alla normalità con i fossati che già dalla notte hanno iniziato ad abbassare i loro livelli. Resta per ora chiuso, informa l'amministrazione comunale, il sottopasso di Via Ferro in zona artigianale che in caso di precipitazioni simili diventa bacino di laminazione naturale per tutta l'area. Eccoci, siamo tornati a Monselice, abbiamo sentito che cosa è accaduto ad Est e continueremo a seguire anche quella situazione. Ringraziamo Giorgia Bedin, sindaco di Monselice, che ha appena finito di fare il punto con i tecnici della regione. Intanto che cosa è accaduto e che cosa avete messo in campo in queste ore, sindaco? Allora, ieri nel tardo pomeriggio c'è stata questa bomba d'acqua che ha determinato una serie di criticità su Monselice, non solo, allagamenti nelle zone più basse, qualche casa, qualche negozio
negozio è stato purtroppo danneggiato dall'acqua che è entrata, ma la situazione più preoccupante insomma era quella qui sul Montericco in via Solana, come nel maggio scorso, e anche in via Isola Versomonte e via Pignara, sempre sulle pendici del Montericco. Ieri sera siamo intervenuti subito con la protezione civile, i vigili del fuoco, i carabinieri sono venuti ad aiutarci e anche l'ANA provinciale di Padova, quindi il gruppo degli alpini volontari. E grazie a loro siamo riusciti a ripristinare la transitabilità di una strada che sale sul monte, dove ci sono 2 abitazioni, e una delle 2 aveva anche l'accesso ostruito, quello carraio, da un ammasso di sassi che si era accumulato. E hanno liberato tutto e quindi hanno messo in sicurezza insomma la transitabilità. E comunque non c'erano problemi di sicurezza per la staticità degli edifici, delle 2 case che erano appunto a monte, e è stato accertato, quindi una famiglia, però una mamma con una bambina, hanno preferito uscire e si sono volontariamente allontanate da casa, accompagnate appunto dagli alpini. E questa mattina è intervenuta subito la Regione del Veneto, il Dipartimento di Difesa del Suolo, e è venuto a controllare quello che appunto è successo e ci ha detto che stanno appunto lavorando, così come erano intervenuti prontamente dopo l'episodio di maggio, sono ritornati subito questa mattina. La situazione è piuttosto complessa, nel senso che c'è un insieme di aree pubbliche, aree private, boschi privati che non vengono più manutentati, insomma sappiamo purtroppo non è più il tempo di una volta anche da parte dei privati, insomma proprietari, che dovrebbero manutentare e tenere pulito il bosco. Quindi la situazione è complessa, necessita di uno studio abbastanza approfondito e lo stanno facendo, ci vuole un po' di tempo, però sono sul pezzo assolutamente, come a maggio sono intervenuti anche stamattina subito e ci hanno dato alcune indicazioni sui primi interventi che possiamo fare intanto. Ma la situazione insomma è questa. Tutti insieme lavoreremo perché questo non succeda più, perché insomma queste famiglie non possono insomma ogni volta che viene giù, che non è acqua normale, non è pioggia normale, è una bomba d'acqua, ma ormai dobbiamo andare verso questo tipo di eventi atmosferici, dobbiamo diventare resilienti. Per diventarlo ci vuole tempo. Allora io direi, direttore, che davvero ringrazio il sindaco, ci ha fatto un quadro accurato della situazione, una situazione che continueremo a monitorare. Ringrazio Federico Cibotto per la collaborazione tecnica. Da Monselice la linea può tornare allo studio. Grazie molte a Chiara Gaiani e alla sindaca Giorgia Bedin. Diamo una notizia che ha pubblicato in prima pagina in Gazzettina Online. Cade dal tetto alto 10 metri sotto gli occhi dei colleghi per il cedimento di una trave. Purtroppo non ci sono più speranze per Felice Pais, operaio 51enne, l'incidente sul lavoro che è accaduto a Belluno. Un 62enne affondato nel primo pomeriggio ieri con la propria imbarcazione in mare a circa 2 miglia dalla costa di Porto Tolle, è stato salvato dall'equipaggio dell'elicottero Drago 154 dei Vigili del Fuoco con a bordo i sommozzatori. L'uomo poco prima di colare a picco è riuscito a dare l'allarme alla Capitaneria di Porto. Le prime ricerche sono state effettuate sul delta del Po per poi spostarsi in mare aperto. Dopo l'avvistamento di alcuni detriti galleggianti è stata individuata la prua dell'imbarcazione quasi completamente sommersa. Dal punto del riverimento della barca è stata effettuata una ricerca in direzione delle correnti e del vento, ritrovando a circa 1 miglio il naufrago. Un sommozzatore si è calato in acqua raggiungendo l'uomo, che è stato imbragato e poi portato a bordo dell'elicottero con un verricello. Il naufrago è stato poi preso in consegna da un'ambulanza del SUEM per un controllo sanitario. Rissa nella notte nel parcheggio di una discoteca di Portogruaro. Un giovane è stato accoltellato e si trova ricoverato in fin di vita all'ospedale cittadino. Il violento litigio è scoppiato fra 3 giovani di età compresa tra 20 e 25 anni. Sono passati dalle parole ai fatti. A un tratto è spuntato un coltello, raggiunto da 3 fendenti alla schiena un ragazzo straniero. I militari dell'Arma hanno fermato 2 sospettati fuggiti dopo il fatto, che sono stati sottoposti nella caserma dell'Arma di Portogruaro ad accertamenti per verificare la compatibilità delle ferite della vittima con quelle riportate dai 2 presunti aggressori. Uno dei fermati è un militare della base USAF di Aviano. Sulla vicenda la Procura di Pordenone osserva il massimo riservo. L'ipotesi di reato è tentato omicidio. Per quanto riguarda il movente, i carabinieri lo stanno vagliando attentamente perché al momento appare poco verosimile.
Non rientra da un'escursione fotografica, è morto Loris De Barba, 71 anni, alpinista bellunese, noto fotografo e profondo conoscitore delle montagne. Aveva vinto il Pelmo d'Oro nel 2022, voleva catturare delle immagini del tramonto sulle torri del Camp quando con tutto il materiale nello zaino è precipitato per 50 metri. A dare l'allarme la moglie, non vedendolo rientrare a casa. I soccorritori hanno individuato il corpo dell'uomo una ventina di metri più in basso rispetto alla traccia, 2300 metri di quota. L'elicottero ha quindi trasportato i soccorritori e li ha lasciati assieme al tecnico di elisoccorso per poi procedere con un varicello al recupero e al trasporto a valle della Salma. La montagna non è buona o cattiva, ha detto il presidente della provincia di Belluno Roberto Padrin, ma oggi ci ha tolto una persona cara, un alpinista, un avventuriero, un fotografo dall'animo poetico. Ancora cronaca a Castelgomberto, un cittadino indiano è stato vittima di una rapina ed estorsione. A commettere il reato 3 suoi conoscenti, 2 dei quali sono finiti in carcere. Sentiamo Daniele Garbin. Un invito a trascorrere una serata in compagnia in realtà celava una trappola per rapinare di portafogli e documenti un 27enne indiano a Castelgomberto. 3 coetanei, anch'essi indiani, infatti sabato sera avevano invitato la vittima, loro conoscente, a salire nel loro furgone, ma il veicolo, raggiunta una zona isolata, si è fermato. Con violenza e minacce i 3 si sono fatti consegnare il portamonete e il passaporto, pretendendo ulteriore denaro per la sua riconsegna il martedì successivo. All'appuntamento il 27enne si è però presentato con i carabinieri di Trissino, a cui aveva denunciato l'accaduto. A presentarsi solo 2 dei 3 soggetti che al termine dello scambio del documento col denaro sono stati arrestati dai militari e portati in carcere a Vicenza. Assieme al terzo connazionale denunciato a piede libero, i delinquenti dovranno rispondere all'autorità giudiziaria per rapina e estorsione aggravata. Servizio di Daniele Garbin. E adesso la morte di Alex Marangon, che rimane un giallo. I genitori avevano chiesto l'autorizzazione per fare una camminata pacifica e silenziosa in concomitanza con il Palio di Vidor, ma dopo gli ultimi attacchi social hanno fatto marcia indietro. Abbiamo sentito il papà di Alex, Luca Marangon, che in mattinata ha anche pubblicato l'invito e il tariffario per la festa a cui ha partecipato il figlio. Già c'era odio, minacce prima, dopo quel post non ce la siamo più sentiti. La decisione di annullare la manifestazione pacifica organizzata per chiedere verità e giustizia per il figlio è presa ieri sera alle 10. A parlare è Luca, papà di Alex Marangon, il 25enne trovato morto dopo un rito sciamanico consumato all'abbazia di Vidor la notte tra il 29 e il 30 giugno. Insieme alla moglie Sabrina, amici e parenti di Alex, alcuni sarebbero arrivati anche da molto lontano, aveva chiesto e ottenuto l'autorizzazione per essere presente con uno striscione, ma diversi attacchi alla famiglia pubblicati sui social e conseguenti all'annuncio li hanno convinti a rinunciare. Non per noi, perché ormai, guardi, non si può ferire altro, dopo la morte di nostro figlio non ci fa più paura niente, ma più che altro per i parenti che venivano, per gli amici che venivano, e non volevo che magari venissero picchiati, danneggiate le auto. Io non so che clima ci aspettava là, ma ho visto solo odio e minacce. Da qui la decisione di fermarsi. Luca si scusa anche con chi non è riuscito ad avvisare per tempo. Ad acuire l'odio social una dichiarazione pubblicata sulla pagina Facebook creata apposta per Alex, in cui si chiede di sconsacrare la chiesa teatro del rito, dichiarazione che il papà di Alex assicura non appartenere a loro. Non è una persona di famiglia, non la conosco neanche, non so neanche dove abita, cioè sono pensieri suoi. Ha mandato una lettera, ho scritto un post direttamente a Don Magoga. Per ora la famiglia preferisce fare un passo indietro. La manifestazione, una camminata silenziosa, è stata annullata e non ci sono altre date. Palpabile l'amarezza nelle parole dei genitori. Demoralizzati e non riusciamo a capirne il motivo, perché la nostra, avevo chiesto chiaramente e scritto pubblicamente che sarebbe stata una marcia pacifica e silenziosa solo per sensibilizzare che 2 mesi fa era morto Alex e che ci sono ancora indagini aperte e in corso,
vedo che la gente del posto non l'ha capito, cioè, per loro andavamo là a rovinare la loro festa. Io avevo scelto un orario che non disturbavamo, anzi era l'orario della messa. Vediamo alcuni titoli del Corriere del Veneto, la prima pagina: l'autonomia, i cattolici veneti, tra sì alla riforma e solidarietà al sud, rischio pace diviso. Giù dal cavalcavia la confidenza all'amica di Giada Zanola: Andrea mi stordisce per fare un altro figlio, è l'ultimo femminicidio in ordine di tempo che accadde a Vigonza. L'Under 35 è ripartita la fuga dal Veneto. Nel 2023 persi 3.700 giovani, dati peggiori alle regioni del sud. E poi spianato il terreno dove è stata trovata una rarissima orchidea protetta dall'Europa, esposto ai carabinieri, questo sul lago di Garda. La polemica sulla diga del Vanoi, progetto prioritario dal 1970, l'incognita di un possibile collasso. Ci sono i residenti nella zona in cui dovrebbe sorgere questa diga che sono fortemente preoccupati e vogliono evitare un'altra tragedia del Vajont, così hanno detto ieri. Andiamo a Bassano, anzi no, andiamo ad Asiago perché la droga arriva anche sull'altopiano. Aveva avvicinato l'ex compagna contravvenendo alle imposizioni emesse dal tribunale dopo i continui atti persecutori nei confronti della donna. E quando i carabinieri sono andati ad arrestarlo hanno trovato a casa sua 6 dosi di cocaina. È accaduto qualche giorno fa ad Asiago, dove un 44enne di origini albanesi senza fissa dimora è stato tratto in arresto su ordine del Tribunale di Vicenza. A luglio l'uomo era stato sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento all'ex fidanzata a causa dei reati persecutori messi in atto nei confronti della donna. Non avrebbe potuto avvicinarsi a meno di 500 metri dalla ex, ma ha violato quest'obbligo per ben 2 volte e la situazione è stata subito segnalata ai carabinieri di Asiago. A questo punto è scattato l'ordine di custodia cautelare in carcere e durante l'arresto è stata trovata pure la droga, che è costata una denuncia per detenzione ai fini di spaccio. Il 44enne è stato portato nella casa circondariale di Vicenza. Oggi in regia Tony Esposito e Alberto Pivetta. Andiamo avanti con la cronaca. Continuano i controlli della questura a Padova in zona stazione. Da inizio anno sono più di 6.600 le persone che sono state controllate. Fine settimana di controlli per la Polizia di Stato di Padova, arresti, denunce e sequestri di droga. Passati al setaccio, zona stazione, piazzale Boschetti, dove sono stati rintracciati 2 stranieri che dormivano in giacigli di fortuna che sono stati sgomberati, mentre i 2 uomini sono stati accompagnati ai servizi sociali del comune. In stazione, grazie ai cani antidroga della questura, sono stati sequestrati 35 grammi di cocaina e 1,4 kg di hashish, già suddiviso in panetti da 1 etto ciascuno. 3 invece gli stranieri irregolari e un minore straniero non accompagnato sono stati arrestati per spaccio. Durante queste operazioni è stato sequestrato 1,5 etto di eroina, oltre a denaro proveniente di spaccio. In via Cantele la polizia ha infatti rinvenuto un involucro contenente 156 grammi di eroina, mentre un giovane padovano è stato trovato in possesso di 10 grammi di hashish. Il giovane è stato segnalato all'autorità amministrativa per possesso di droghe. Da inizio anno sono più di 6.600 le persone identificate dagli agenti della questura nell'area della stazione. Servizio di Francesco Rattai. Vediamo adesso un flash mob alla Protezione Civile di Marghera per chiedere civile protezione dall'assedio dello spaccio di stupefacenti. Secondo Gianfranco Bettin, di Verde e progressista, la situazione non è mai stata così grave negli ultimi 40 anni. Noi siamo al massimo storico, al punto più grave di crisi per quanto riguarda la presenza di dipendenze e di spaccio sul territorio da almeno 35-40 anni, ma siamo al minimo storico per servizi, strumenti e risorse messe in campo per fronteggiarlo. Quella che vive Marghera e più in generale il Comune di Venezia sul fronte dello spaccio e delle tossicodipendenze è un allarme del quale è necessario prendere atto per investire in personale, risorse e politiche
in grado di confrontarsi con questa drammatica emergenza. Lo striscione srotolato in via Paolucci chiede welfare, servizi e presidi sociali. Ormai è chiaro a tutti che pensare di risolvere un problema così complesso e che non è solo un problema locale, con le classiche ricette delle politiche securitarie, con gli annunci e con i proclami, non serve. Serve un lavoro quotidiano, serio, che è esattamente l'incontrario di quello che ha fatto questa amministrazione. 7 giorni dopo un primo flash mob di protesta davanti al municipio di Marghera, è la volta di una manifestazione davanti alla celeberrima sede della Protezione Civile per chiedere civile protezione dal degrado. Da qui il presidente Zaia ha gestito la comunicazione, per esempio sulla emergenza Covid e altre emergenze che segnano i nostri territori. Siamo qua perché vogliamo segnalare che esiste un'emergenza che la Regione, per quanto ne abbia la competenza principale, non affronta adeguatamente, che è l'emergenza dipendenze. Semestre è stata dichiarata capitale italiana dell'eroina, a Marghera lo spaccio, anche alla luce del sole, è arrivato fino al cuore della città. Piazza Municipio, Piazza Sant'Antonio e vie limitrofe, e persino Venezia città si sta confrontando con un fenomeno che in queste proporzioni si pensava estinto con gli anni '80. Bisogna chiamare in causa anche la Regione rispetto alle poche risorse destinate al SERD, un dispositivo fondamentale che denunciamo da tempo, è sotto organico, dove le liste per le comunità terapeutiche sono lunghissime, di difficile accesso e dove mancano operatori e mancano medici. E a Venezia, sempre a Venezia, i residenti di Cannareggio si sono confrontati in un'assemblea pubblica proprio contro lo spaccio e il degrado nei sestieri. Sono fenomeni legati anche allo spopolamento che ha creato un pericoloso vuoto sociale. Ancora Filippo Foes. Per sicurezza, una volta si faceva riferimento alla questione del lavoro, della salute e dei diritti. Venezia che è sempre stata molto sicura, quindi le persone andavano in giro la sera da sole, i bambini andavano in giro e tornavano a casa da soli, anche molto più piccoli rispetto ad altre città d'Italia. Cosa sta succedendo a Venezia? A cosa si devono situazioni diffuse di degrado e cosa si può fare per invertire la tendenza? All'assemblea pubblica al Teatro Groggia si parte dal caso Cannareggio per ampliare il discorso a tutta la città. Il degrado porta a altro degrado e quindi quando c'è un inizio di degrado, quando c'è un inizio di problema di sicurezza, va affrontato immediatamente. Si sono creati tutti questi comitati, associazioni, significa che non c'è risposta da parte della politica. Per questi residenti che Venezia la abitano e non la conoscono solo dalle cartoline sui social, oltre alla repressione dei reati bisogna anche rimediare a monte a quello spopolamento che ha creato un vuoto sociale del quale si pagano le conseguenze. Può succedere che questo vuoto sociale venga riempito dalla speculazione legata al turismo o dal cosiddetto degrado, nel caso di quello che vediamo a Cannareggio negli ultimi mesi, da uno spaccio che avanza. La richiesta è anche di presidi fissi delle forze dell'ordine, ma l'opinione qui è che al di là della repressione occorre anche una visione molto più ampia e profonda di ciò che deve o dovrebbe essere una città. Lavorare sulle case sfitte, e questo significa tante case pubbliche sfitte che devono essere assegnate per riempire quei vuoti che lasciano spazio al degrado, e poi intervenire con un regolamento ferreo sulle affittanze turistiche, perché sono quelle che hanno creato ulteriore vuoto. Vediamo il titolo di Treviso Today sulla raid con l'esplosivo al distributore, colonnina e soldi in fiamme, successo a Zerobranco, dove sono andati Cristian Arboit e Nicoletta Rizzetto. Sentiamo. Buongiorno a studio, buongiorno anche da parte di Nicoletta Rizzetto che sta curando la parte tecnica e che adesso vi mostra gli effetti della deflagrazione che questa notte ha interessato questo distributore di Via Kennedy. Siamo sul territorio comunale di Zerobranco, a poche centinaia di metri dal centro, a poche centinaia di metri da Via Primo Maggio per intenderci, e poco distante c'è anche il confine comunale con Mogliano Veneto. Questi dunque gli effetti dell'esplosione
esplosione avvenuta dopo le 3. Un ladro, un delinquente è entrato in azione, a quanto pare soltanto uno, con un telecomando e ovviamente con dell'esplosivo. A quanto pare ha lavorato per parecchi decine di minuti fino appunto a provocare quello che vedete. Se n'è poi fuggito con alcune centinaia di euro, ma la maggior parte del bottino è andato in fiamme sostanzialmente, quindi buona parte del bottino a sua volta è rimasto interessato da questa esplosione. Il gestore dell'impianto in questi minuti si trova in caserma per formalizzare ovviamente una denuncia. Il distributore è chiuso, inevitabilmente chiuso, lo vedete, i danni sono veramente ingenti e ammontano sicuramente a qualche migliaio di euro. È aperto invece il bar del distributore, all'interno ci sono dei clienti, c'è anche il giovane Vasile che ringrazio. Vasile, è una scena veramente distruttiva quella che abbiamo davanti agli occhi. Sì, ci siamo trovati così stamattina, una scena sì distruttiva. Non ci sono davvero parole. Siamo senza parole, sì, siamo senza parole, sì. Ecco, Sartor, hai parlato con il gestore dei Carabinieri? Abbiamo parlato poco perché ci siamo visti poco stamattina. Chiaramente le indagini sono in corso, la fase è delicata, resta però chiaramente questa immagine. Tra l'altro, Vasile, questa deflagrazione è stata talmente potente che una parte in metallo è finita anche sui vetri. Sembrerebbe di sì, da quello che si riesce a vedere a occhio, sembrerebbe di sì. Grazie, ti lascio lavorare, grazie davvero Vasile. E ci sono poi anche dei clienti, degli avventori. Il signor Maurizio, prima abbiamo fatto 2 chiacchiere, Maurizio, lei è parecchio indignato. Sì, una roba che bisogna che è stato guardi un poco dappertutto, no, queste robe qua, dal principio bisogna che sia una roba da insegnare a scuola, perché quando chi diventa grande fa quello che vuole. E dopo un'altra roba che mi cado, mi so controllare dappertutto, e qui che va via con le macchine grosse e né lavora né niente, va via con le macchine grosse e non fa niente, vive meglio di me, non so come che sia questa storia. Questo episodio solleva tutta una serie di interrogativi. Grazie Maurizio. Allora Nicoletta, noi ritorniamo alla scena iniziale, a questa potente deflagrazione, a questa devastazione che ha coinvolto il distributore di Via Kennedy. Ovviamente ora l'obiettivo di tutti sarà quello di sollevarsi, di riaprire il prima possibile, ma i danni sono davvero tanti. Le indagini sono affidate ai carabinieri e chiaramente l'augurio di tutti è quello che venga fatta giustizia. Per il momento da Zero Branco è tutto, con Nicoletta Rizzetto a voi studio. Grazie molte Cristian Arboit, Nicoletta Rizzetto. Torniamo al maltempo, vi dicevo i danni sono stati contenuti rispetto ad altre ondate che hanno devastato il territorio di diverse province. Qui siamo a Treviso, maltempo, albero si inclina lungo Viale della Repubblica. Vedete quest'albero inclinato e messo subito in sicurezza. Invece a Salzano, nel Veneziano, c'è stata una tromba d'aria, dicevamo, con i cambiamenti climatici. Le ondate di maltempo colpiscono qua e là, località, non grandi zone, proprio dei punti nevralgici, magari in questo caso un residence che è stato interessato da un uragano, da una tromba d'aria. Sentiamo Filippo Fois. Erano circa le 18:30 di ieri pomeriggio quando una piccola tromba d'aria si è abbattuta in via Spinelli qui a Salzano. Le conseguenze più gravi le vedete alle mie spalle: lo scoperchiamento del tetto di un condominio, tra l'altro di recente costruzione, perché se non ero questo complesso è stato realizzato attorno al 2015. Io lo chiedo al sindaco Luciano Betteto di Salzano, che è venuto per rendersi conto di persona di quello che è accaduto ieri sera. Sì, è stato
stata una cosa talmente improvvisa che è stata proprio una sorpresa anche per i nostri concittadini. Sembrava che le nuvole fossero anche abbastanza tranquille, la pioggia era irrisoria, in quel momento là a un certo punto insomma si è sviluppata questa tromba d'aria che fortunatamente ha coinvolto solamente un edificio, però i pannelli solari che c'erano sotto sono volati via, sono andati a finire sulle abitazioni limitrofe. Il vantaggio è stato il fatto è che non abbiamo avuto dei danni se non danni materiali, ecco, le persone fortunatamente erano dentro perché pioveva e quindi si sono limitati solo a questi danni, nessun danno fisico. Abbiamo sentito alcuni dei residenti che qui hanno detto a un certo punto sembrava una pioggia normalissima, poi si è scatenato il disastro, non riuscivamo neanche ad aprire le finestre dalla potenza di quello che era il vento. A sua memoria a Salzano ci sono altri precedenti di questo genere? Ci sono stati dei precedenti ma anni fa, insomma ultimamente le cose sono andate abbastanza bene, eravamo contenti perché anche in questo periodo qua con tutte le grandinate che ci sono state in giro Salzano è stato sempre escluso dalla grandine, quindi contenti e fatalità, quando si è troppo felici succedono queste cose qua, purtroppo è imprevedibile il tempo, no? Purtroppo sì, bisogna fare sempre più i conti con dei fenomeni estremi, magari anche di piccole dimensioni come questo, ma che possono provocare diversi danni. Sì, possono provocare danni tremendi, specialmente come sono successi qua agli appartamenti sopra che purtroppo hanno avuto delle grosse infiltrazioni di acqua tutta stanotte, tanto è vero che ieri sera sia con la protezione civile sia con i vigili del fuoco siamo stati qui fino a tarda sera per coprire col tellone come si vede alle spalle per evitare appunto questa infiltrazione di acqua perché è piovuto fino a questa mattina quasi. Ecco, le famiglie comunque hanno trascorso la notte nelle abitazioni, abbiamo visto che alcuni erano affacciati che stavano ancora pulendo con la scopa ai danni insomma che erano di questa notte. C'è da dire che per quello che riguarda la città metropolitana di Venezia gli interventi grossi sono stati una ventina, quelli dei vigili del fuoco, più un'altra cinquantina che questa mattina sono in corso di verifica. Molte criticità si sono verificate al Lido di Venezia per allagamenti causati dal malfunzionamento degli impianti fognari. Io direi che per ora da Salzano è tutto. Sindaco, noi adesso lei andrà continuerà il suo giro. Vado a continuare il mio giretto per vedere come stanno le cose, però insomma siamo abbastanza contenti che è stato limitato di molto il danno, insomma, ecco, quindi bene. Grazie a lei. Siamo dai danni del maltempo ai danni provocati dai lupi. C'è stato un nuovo avvistamento nella Marca, a segnalarlo in un post il sindaco di Spresiano Marco Della Pietra che scrive: verso le 21:30 mi è arrivato questo video, il lupo si trovava a Cimadolmo in una zona dove era in corso la manifestazione Feckarkorn. Come si può vedere l'esemplare è estremamente confidenziale ed è rimasto per diverso tempo nei pressi della festa. Le autorità preposte sono state avvisate, dice il sindaco Della Pietra, mi auguro che l'animale venga presto catturato per il reinserimento in un ambiente a lui più consono, anche se temo che sia davvero troppo abituato alla presenza dell'uomo, così il sindaco di Spresiano. E qualche sera fa a Focus avevamo sentito il parere di un esperto, in particolare gli avevamo chiesto se c'è davvero di che preoccuparsi della presenza del lupo in pianura. La gestione dei rifiuti pessima e quindi in città si vedono branchetti di cinghiali. Io ricordo a tutti che mediamente sono uccisi circa 300.000 cinghiali all'anno. Allora a questo punto, se nonostante tutto questo le cose non vanno in equilibrio, appare evidente che la gestione umana con gli abbattimenti non sia così funzionale, quindi anche la politica dovrebbe un po' smetterla di seguire la pancia degli allevatori, perché in effetti questo tipo di problema si può risolvere solo senza visioni preconcette, con un tavolo allargato e con dei ragionamenti che però prevedano anche un discorso di convivenza, perché quando sento parlare di problemi idrogeologici perché non ci sono gli animali in montagna e non ci si rende conto che l'equilibrio prede-predatori e l'equilibrio naturale è basato sui predatori, allora a questo punto è evidente che ci sono dei ragionamenti anomali, dei cortocircuiti nella logica del ragionamento. Allora, questo era l'esperto Ermanno Giudici, c'erano tra l'altro quella sera anche Giuseppe Pan, che è stato assessore
all'agricoltura Roberto Marcato. Vediamo cosa ha detto sui lupi il coordinatore di Fratelli d'Italia in Veneto, senatore Luca De Carlo, che non esita ad auspicare che si usi del piombo. Sentiamo. Il lupo è un animale molto intelligente. Se capisce che l'uomo non gli farà nulla, ogni giorno aumenterà il suo livello di confidenza. A volte vanno presi anche provvedimenti drastici per tutelare non solo l'ambiente ma anche l'economia della montagna, e quindi un po' di piombite credo non faccia male. Va dritto al punto, senza mezze misure, il presidente della Commissione Agricoltura in Senato Luca De Carlo sul tema delle predazioni e più in generale sulla crescente presenza del lupo nei territori di montagna. La tutela degli allevatori a ogni costo, anche col piombo, dice, chiarificando una posizione che punta dritta alla radice del problema e che non sembra certo strizzare l'occhio a metodi di contenimento più lievi come le fortificazioni dei recinti o l'uso di proiettili dissuasori in gomma. Per De Carlo l'obiettivo da portare in Parlamento è chiaro. Noi pensiamo di attuare tutte quelle operazioni che consentiranno agli agricoltori di poter continuare a pascolare le proprie greggi e mandrie anche in montagna, per cui il lupo se ne faccia una ragione e soprattutto se la facciano quelli che credono che il lupo debba vivere sulle spalle degli agricoltori una sorta di caccia di cittadinanza, quella del lupo. Io credo che vada estirpata. Lupo che ad oggi continua tuttavia a godere della tutela di animale protetto a livello di Unione Europea, un'eredità delle predazioni incontrollate del passato che ne avevano causato l'estinzione in diversi Stati membri e oggi rapidamente capovolta fino al ripristino naturale della presenza del canide in tutti i paesi dell'Europa continentale. Per De Carlo una tutela dai giorni contati. L'Europa ha già capito in tanti contesti che il troppo numero dei lupi è dannoso, e quindi credo che anche l'Europa, che ha scoperto un nuovo corso diverso da quello, il vecchio corso di Timmermans, che è stato sonoramente bocciato anche dai suoi cittadini, a dimostrazione di come fosse lontano anni luce dalle esigenze dei suoi territori. Come riporta il Corriere delle Alpi, vedete la prima pagina, i lupi sbranano 2 cervi in pieno centro a Lozzo, dove c'è paura, la rabbia del sindaco Zanella. Le istituzioni devono darci gli strumenti per gestire questa situazione, ha detto. Non vogliamo che la diga del Vanoi sia un'altra diga del Vajont, a dirlo il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, a margine della vendemmia solidale a Pietro di Feletto. Diga del Vanoi, il consorzio ha avviato una fase di audizioni. La regione, carte alla mano, vuole essere sicura che non ci sia un altro Vajont. Abbiamo chiesto, dice il presidente della regione Luca Zaia, di verificare tutta la parte sia tecnica che della sicurezza. Il consorzio ha attivato questa fase di audizione, noi saremo tra gli auditi, abbiamo già scritto con i nostri tecnici, abbiamo fatto di tecnici, noi abbiamo dato solo questa disposizione di essere assolutamente di verificare al millimetro tutto l'aspetto tecnico, la sicurezza. I nostri tecnici già hanno sottolineato la fragilità del luogo da un punto di vista geologico, hanno chiesto ulteriori verifiche, dopodiché vedremo quale sarà il confronto. Così il presidente Zaia, tornato sull'ipotesi di costruzione di una diga sul torrente Vanoi del consorzio di bonifica Brenta, osteggiato dalla provincia di Trento e anche da quella di Belluno, oltre che dalle associazioni ambientaliste. Noi non siamo né innamorati della soluzione del fare né di quella del non fare, siamo semplicemente per svolgere il nostro ruolo, che è quello di fare, fra virgolette, cattone al censore, mettiamola così, di fare in modo che non ci sia un altro Vajont, che non ci siano pericoli, e questo da parte nostra lo possiamo fare solo con le carte, quindi chiediamo verifiche e chiediamo ai tecnici che siano assolutamente puntuali. Servizio di Daniela Sizia, in centinaia hanno manifestato lungo le campagne di via Cassolaro a Favaro Veneto contro l'agrivoltaico previsto sui terreni dell'Acquerini Stampaglia. Si sono uniti alla protesta anche i residenti di Mogliano. Sulle note
Tramonti di Celentano con Azzurro e il ragazzo della via Gluck in centinaia, come annunciato nei giorni scorsi, hanno sfilato con pecore, caprette e asini lungo le campagne di via Cassolaro con arrivo in piazza Favaro Veneto per manifestare contro l'agrivoltaico previsto sui terreni della Querini Stampaglia e contro il raddoppio dell'alta tensione. Attualmente il progetto dei 18 ettari di pannelli è in valutazione impatto ambientale. Abbiamo la centrale che è già stata approvata, sono 13.000 metri quadri che vengono posizionati a 7 metri da un'abitazione. Non esiste. Che il terreno agricolo resti terreno agricolo, non che ci mettono queste cose fotovoltaiche. Noi dobbiamo mangiare, cioè è una cosa che serve più anche per i nostri figli. Non ci hanno ancora detto perché la fanno là. Hanno distrutto un paesaggio, hanno distrutto il mondo, è una vergogna. E non facciamo anche che questo territorio di Venezia diventi lo stesso. Sbrighiamoci finché sia troppo tardi, sbrighiamoci. A unirsi alla protesta, oltre a chi vive a Tessera e zone limitrofe, anche i residenti di Mogliano. La zona incriminata è via d'Azeglio, che è una deliziosa strada dopo il sottopasso di via Marignana. Appena abbiamo saputo che c'erano dei cittadini che avevano la nostra stessa problematica, fatalità, sempre un agrifotovoltaico, è stata la nostra intenzione quella di dare supporto e di dare voce anche a questa causa che è comune e al nostro territorio. Siamo preoccupati entrambi perché comunque questa situazione cosa può creare? Abbiamo cercato un posto che ci desse tranquillità e pace e ci ritroviamo questo. Siamo completamente immersi su 3 lati praticamente, quindi noi ci troviamo il lato sud, il lato ovest e il lato nord filari a 20 metri da casa nostra, 20 metri, non 200, sono solo 20 metri. Ci domandiamo, oltre alla tutela del paesaggio, la tutela delle nostre salute, chi è che vigila? Chi è che dà l'ok per questa cosa qua? Si sono posti il problema. Assente il sindaco Brugnaro, che era stato invitato dal comitato. In rappresentanza c'era però la municipalità. I campi vanno coltivati e non sicuramente utilizzati per l'agrivoltaico. In questa battaglia la municipalità di Favaro insieme al comune di Venezia su Cassolaro siamo a fianco dei cittadini. Il comitato non molla. Dobbiamo agire. Agire vuol dire andare in regione, cercheremo per ottobre di organizzare un grosso evento, una manifestazione sempre pacifica per andare in regione e trovare ascolto e fare in modo che loro ci diano delle risposte concrete che vengano poi scritte. Diamo a tutti che si uniscano con noi e che per ottobre vengano in regione e lì vorremmo delle risposte concrete. Ben venga se Zaia si farà vedere, non ci dispiace, anzi. E la marca trevigiana continua a primeggiare per la gestione dei rifiuti, tecnologia e buonsenso che stanno dando risultati sempre più soddisfacenti, anche se da una parte la crisi economica sta facendo calare il volume dei conferimenti, mentre il turismo in crescita sta mettendo in luce il mancato coordinamento europeo sui colori dei contenitori. Su questo sentiamo Lucio Zanato. La gente è più attenta, forse anche un po' si sente un po' la crisi economica, quindi anche nella gestione del superfluo c'è più attenzione. La crisi economica è anche questo, meno conferimenti e meno quantità raccolte nella sinistra Piave. I dati arrivano da Savno, che continua a puntare sull'innovazione nella gestione dei rifiuti, come a Fontanelle, dove il sindaco e parte della giunta hanno inaugurato così il nuovo centro automatizzato e digitalizzato per la distribuzione gratuita dei sacchetti. Con la tessera sanitaria è possibile ritirare i sacchetti dell'umido o della plastica in base al nucleo familiare. Questo è un servizio in più che viene dato ai cittadini e che può essere utilizzato 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. Un altro passo avanti verso la gestione puntuale della raccolta differenziata è la lotta contro gli abbandoni, che anche qui continuano ad essere un problema. Anche noi troviamo rifiuti abbandonati lungo fossati, strade, sacchi un po' disseminati. Abbiamo anche dei bravi cittadini che volontariamente passano a raccoglierli di settimana in settimana, quindi un servizio assolutamente lodevole e pregevole, e certo cerchiamo di in qualche modo con delle serate informative e soprattutto entrando anche nelle scuole far capire ai cittadini di avere un po' di più senso civico e quindi che l'abbandono del rifiuto va poi a pesare sulla collettività. E se qui il
distributore fornisce sacchetti per plastica e umido, nel mondo della raccolta rifiuti della Savno uno spazio costantemente in crescita è quello del riciclo. Oggetti, piccoli elettrodomestici, giochi per bambini che non vengono distrutti ma trovano nuova vita grazie alla bacheca del riuso, che in pochi mesi già segna risultati importanti. Devo dire che la gente ha recepito molto bene questo tipo di iniziativa, tant'è vero che nei primi 5 mesi di quest'anno abbiamo già 263 oggetti che la gente è venuta a prendersi presso il nostro mercatino. Ecco, quali sono gli oggetti che vanno per la maggiore? Ma devo dire un po' di tutto, abbiamo molto immobili, soprattutto molto elettrodomestici, qualche televisione, anche i forni a microonde, un po' di tutto, devo dire la gente apprezza molto e chiaramente se trova un oggetto che funziona, chi magari non ha la possibilità di comprarselo nuovo viene da noi. Tutte iniziative per un'economia circolare che nel bacino di Savno, della Sinistra Piave, sono particolarmente sentite dai cittadini, ai quali non è sfuggito il cambiamento di colore dei bidoni per la differenziata. Tutti i contenitori neri perché sono fatti di plastica riciclata, la differenziazione per tipologia rimane nel coperchio dove la direttiva non è intervenuta, quindi rimangono i vecchi colori tradizionali. Colori che però continuano a creare confusione, di conseguenza problemi di riciclo nei turisti costantemente in crescita, soprattutto tra le colline UNESCO. Noi siamo obbligati a seguire la direttiva italiana, speriamo quanto prima che la comunità europea, adesso che c'è anche questo nuovo governo, si arrivi anche a uniformare a livello europeo in maniera tale che non ci sia più confusione anche per i turisti che vengono nel nostro territorio. E a Bassano del Grappa dibattito ancora aperto sulla raccolta dei rifiuti e sull'arrivo degli ecocompattatori a San Vito. Potrebbe sembrare una delle tante segnalazioni di abbandono rifiuti che arrivano alla redazione di Rete Veneta. Potrebbe e forse lo è, perché queste immagini raccontano scene già viste altrove. Rifiuto chiama rifiuto, si direbbe, ed in effetti accanto alle file di cassonetti, in alcuni casi debordanti, si trovano spesso altri sacchi abbandonati a terra, oltre a rifiuti sparsi di vario genere. Non manca il solito materasso, un ingombrante che andrebbe smaltito ai centri di raccolta. Ci sono anche delle ramaglie, a loro volta lasciate a terra, con il rischio che un colpo di vento le possa disperdere. Siamo, udite udite, proprio a San Vito, dove molti cittadini protestano perché gli ecocompattatori porterebbero degrado. Eppure, a vedere queste foto, il degrado già c'è ed è peraltro diffuso nel quartiere. I cassonetti presenti occupano in alcuni casi posti auto, in altri un tratto di marciapiede. In generale, la presenza del porta a porta avrà le sue comodità, ma sul rovescio della medaglia c'è un quadro poco decoroso per tutto il quartiere e per i suoi abitanti, anche a causa dei comportamenti sbagliati di chi usa le piccole isole ecologiche come discarica libera. E su questa ecopiazzola di San Vito domani ci sarà l'assemblea di quartiere e si resta in attesa della sentenza del TAR sul ricorso dei cittadini contro l'opera. Sentiamo cosa ha detto una delle ideatrici dell'area sgambamento, area cani, ecco, è più semplice chiamarla area cani, sentiamo. Da una parte ci sono le ragioni di Etra, secondo cui una nuova ecopiazzola è assolutamente necessaria, considerata l'alta densità abitativa della zona di San Vito. Dall'altra, le motivazioni dei cittadini, che continuano a dirsi contrari al progetto. Questo progetto non conviene assolutamente ai cittadini, perché comunque non c'è niente di semplice. Intanto è tutto più complicato, perché comunque i cittadini devono portarsi i rifiuti loro, devono fare il lavoro di Etra e la tassazione sui rifiuti non diminuirà. Risalgono ad un mese fa, esattamente al 6 agosto, le proteste per l'arrivo delle prime ruspe. Erano quelle destinate ai carotaggi per le verifiche sulla presenza di ordigni bellici. Ora l'area è stata transennata riducendo la superficie destinata allo sgambamento cani. Il fatto è che viene rubato un pezzo di terreno che sarebbe stato il campo sgambamento, che è stato chiesto a gran voce dai cittadini tempo fa. Non vedo perché devono prendere un pezzo di verde per metterci questo ecomostro. La sede doveva essere un'altra. Lo spostamento fuori dal centro abitato sarebbe invece, secondo Etra, fonte di disagio specie per la popolazione più anziana. L'azienda, che gode di un finanziamento PNRR di oltre 300.000 euro, annuncia soluzioni tecniche all'avanguardia che ne farebbero un'isola ecologica strutturata, mentre, secondo Pontarolo, c'è il rischio che gli odori possano infastidire i residenti delle case più vicine. Martedì sera c'è l'assemblea pubblica del quartiere San Vito. Molto peserà l'imminente sentenza del TAR sulla richiesta dei cittadini di annullare il progetto.
Ci affidiamo alla giustizia e speriamo che per una volta la giustizia funzioni. Molto affollata la festa Dem, la festa del Partito Democratico a Treviso, c'erano i big, tra questi Bonaccini, c'erano De Luca e la segretaria Elly Schlein, che non ha mancato di parlare anche del caso delle dimissioni del ministro Sangiuliano. Le dimissioni di Sangiuliano arrivano tardive, ma sono comunque l'atto più opportuno da quando è ministro. È lo specchio della classe dirigente di Giorgia Meloni, una classe dirigente arrogante, inebriata di potere, che ha passato il tempo a occupare posizioni nella cultura, hanno fatto disastri sul cinema, c'è stata una lettera durissima in questi giorni da parte del comparto del cinema, che è un'eccellenza italiana da salvaguardare, e per le lentezze e per la foga ideologica di questo governo ha visto una disoccupazione sfrenata. Rischiamo di perdere competenze vitali proprio nei giorni in cui Venezia è una finestra sul cinema italiano nel mondo. Abbiamo visto la foga con cui hanno occupato la RAI, abbiamo visto veramente da ogni punto di vista una foga di occupazione di posti di potere. Non abbiamo visto né dal ministro dimissionario né dagli altri di cui abbiamo discusso in questi mesi, Del Mastro, Santanchè, hanno fatto perdere tempo al Paese a parlare delle loro beghe, anziché mettere al centro il diritto alla salute, il diritto allo studio degli italiani, il fatto che i redditi reali in Italia sono più bassi di 8 punti, di 6 punti rispetto al 2008. Di questo si dovrebbe occupare questo governo, invece anche in questi giorni la Presidente del Consiglio ha dovuto perdere un'ora e mezza a guardare gli scontrini anziché occuparsi dei costi dell'energia, dei salari bassi degli italiani e delle liste d'attesa. Ecco, non è un governo serio. Grazie. Non è un governo serio, così ha detto Elly Schlein alla festa Dem di Treviso. Ne parleremo stasera di tutti i punti all'ordine del giorno dell'esecutivo. A Focus alle 21:15, tra gli altri ci saranno Luca Spavanetto, nuovo capogruppo di Fratelli d'Italia, Gian Antonio D'Arè e Marco Zabai del Partito Democratico. Andiamo in pubblicità con i nostri registi Tony Esposito e Alberto Pivetta, ma state con noi, torniamo subito. Ora aperto il dibattito, anzi lo scontro a livello politico sull'immigrazione. C'è un'iniziativa della Caritas per capire l'immigrazione con un viaggio a Lampedusa, dove si possono vedere storie e realtà legate all'accoglienza dei migranti, viste, dice la Caritas, da vicino. Sentiamo Edi Kaliman. Lampedusa come uno degli approdi dei migranti, uno dei più noti, ma ci sono anche altri approdi e altre derive. E lungo questo viaggio, scendendo l'Italia, ne abbiamo incrociati alcuni. 10 giorni di viaggio attraversando l'Italia da nord a sud, passando per Latina, l'Agropontino, Cutro, fino ad approdare a Lampedusa. Il viaggio, promosso dall'organizzazione del Giavera Festival e da Caritas Treviso, guidata da Don Bruno, ha raccolto più di 100 adesioni. 3 i pullman partiti da Treviso alla volta di Lampedusa. Un viaggio nelle emozioni, a dire la verità, perché tante volte noi sentiamo parlare di notizie sulla migrazione nel bene e nel male, sentiamo parlare di numeri, ma una cosa è sentirne parlare, una cosa è incontrare queste realtà. L'incontro con le persone e associazioni del territorio per comprendere da vicino la migrazione, le difficoltà e le storie dei migranti che attraversano il Mediterraneo. Capire è una parola importante. È una parola che non passa soltanto per la testa, ma che chiede di passare per il cuore, per il corpo. Per il vedere, per esempio, sulla spiaggia di Cutro, quando ci hanno indicato dov'era la secca su cui si è disintegrata l'imbarcazione, era a 100 metri dalla spiaggia. E quello ti fa sentire come sia decisivo
un metro in più, un metro in meno, ma soprattutto come sia decisivo che qualcuno decida di venirti a soccorrere oppure no. Dai temi del lavoro nero, il caporalato, fino alla testimonianza della cooperativa Iungimundo, che a Camini in Calabria è diventata motore di accoglienza e integrazione tra gli abitanti e i migranti. Ogni approdo è possibilità nuova di crescere come persone in umanità, ma di crescere anche come società. E sempre sull'immigrazione, a Cernobbio è intervenuto il ministro degli Interni Piantedosi per spiegare la sua ricetta per rallentare i flussi e per far arrivare una parte dell'immigrazione nelle imprese. Sentiamo. Al loro modo di vedere la modifica della Bossi-Fini da parte dell'opposizione, legata al fatto cioè che non è possibile che l'ingresso sul territorio nazionale possa avvenire solo ed esclusivamente in una logica di avere una prospettiva di un contratto di lavoro. Il sistema dell'ingresso con i contratti di lavoro ha segnato una qualche difficoltà, una qualche anche fallimento, per carità, non c'è dubbio, tant'è vero che noi, ecco, quando la Premier Meloni parla di modifica alla Bossi-Fini, sicuramente il tema è modificare il sistema degli ingressi. Noi quello che sicuramente abbiamo riscontrato è che il sistema attualmente previsto si prestava ad alcune difficoltà, ad alcune elusioni. Noi come governo siamo talmente ben predisposti ad alimentare i canali di ingresso regolari che ci siamo resi protagonisti per aver fatto una programmazione triennale di nuovi flussi di ingresso regolari per 452.000 posizioni, aperte le candidature alle quali abbiamo registrato una forte partecipazione di più del doppio, diciamo, per le varie posizioni che componevano questo numero, e abbiamo capito sostanzialmente che dobbiamo correggere il tiro e mirare meglio quella che è la predisposizione di questi accessi ai flussi regolari. Quindi questo era il ministro Piantedosi. Vediamo le scuole, c'è la riapertura delle scuole, a Padova molti istituti comprensivi hanno già riaperto ieri, ma sarà domani, anzi dopodomani, la vera e propria prova del 9 per il traffico con i numerosi cantieri aperti in città. Operai e ditte al lavoro anche nel fine settimana, ma restano aperti alcuni cantieri per la realizzazione del tram a Padova. Per questo, in vista della riapertura di tutti gli istituti scolastici, il Comune ha previsto un potenziamento del numero delle pattuglie della polizia locale nelle zone a maggior rischio coda a partire da mercoledì 11. Non l'unico provvedimento. L'amministrazione sta predisponendo in queste ore l'installazione di nuovi pannelli mobili a messaggio variabile per indirizzare gli automobilisti. Gli agenti saranno posizionati nelle circonvallazioni, nello snodo della Stanga, lungo l'asse via Venezia e via Tommaseo, nella zona degli ospedali e in via Piovese. I servizi verranno svolti da agenti motociclisti e della polizia di prossimità negli orari di punta e sulla base di esigenze monitorate di giorno in giorno. Dall'amministrazione arriva un invito alla pazienza e alla calma. L'assessore alla polizia locale Diego Bonavina in particolare spiega: è prevedibile e forse inevitabile che possano esserci dei rallentamenti del traffico e conseguentemente qualche disagio per la cittadinanza, ma questa amministrazione sta mettendo in campo ogni strategia per contenere il più possibile le problematiche di traffico correlate ai tanti cantieri al lavoro in città. Invita i cittadini a utilizzare e leggere i pannelli a messaggio variabile l'assessore alla mobilità Andrea Aragona, che rassicura: il traffico sarà monitorato. L'acquisto di questi nuovi pannelli sarà un ulteriore supporto necessario nei prossimi mesi, quando l'intensificarsi dei cantieri in vista anche dell'avvento del SIR 2 renderà necessaria una comunicazione in strada sempre più capillare. Sul fronte lavori, a giorni chiuderà il cantiere l'incrocio Sografi-Forcellini, che sarà riaperto, mentre la prossima settimana sarà organizzato il varo del nuovo ponte di Volta Barozzo, le cui operazioni inizieranno il 16 settembre e dureranno circa 2 settimane. Chiara Gagliani, adesso andiamo subito in diretta a Castelfranco da Christian Arboit, perché si va verso le elezioni provinciali con il centrodestra diviso. A te, Christian.
Sì, direttore, buongiorno, buongiorno da Castelfranco, dove oggi la partita è molto più ampia rispetto alle elezioni provinciali. Non sta sfuggendo a nessuno, questa mattina, pochi minuti fa, qui da questo luogo storico di Castelfranco sono stati lanciati dei messaggi politici ben precisi. Luca De Carlo, coordinatore regionale di Fratelli d'Italia, Claudio Borgia, presidente provinciale dei Meloniani. Allora, il tema della giornata sono le elezioni provinciali. Il centrodestra, come sapete, in provincia di Treviso corre diviso, ma partiamo proprio da qua. Perché corre diviso, Borgia, il centrodestra? Guardi, come dicevo, noi abbiamo sempre cercato di tenere unito il centrodestra anche in queste elezioni provinciali. Purtroppo non ce l'abbiamo fatta, non ci siamo riusciti, perché ovviamente la Lega ci ha comunicato e ha scelto di correre per conto proprio, così anche Forza Italia e quindi anche noi da giovedì scorso, quando ci è stato comunicato insomma, che sarebbero corsi da soli, e ci siamo dati da fare e abbiamo fatto la lista anche noi. Avete chiuso la lista? Assolutamente, una lista competitiva con ben 4 sindaci, assessori comunali, vice sindaci, consiglieri sia di minoranza che di opposizione. Tra l'altro credo che sia la lista con più sindaci insomma, tra quelle presentate, quindi questo mi inorgoglisce molto. Ecco, quindi diciamo strizzate anche voi un po' l'occhio al mondo civico, perché anche Chies da Forza Italia dice noi guardiamo il mondo civico. Guardi, a differenza di altri, noi non stringiamo solo l'occhio nei momenti, come dire, elettorali, ma noi abbiamo intrapreso un percorso ormai da qualche mese, potrei dire anche da qualche anno, con quei civici d'area con i quali ci confrontiamo, non solo, come dire, nelle scelte, ma soprattutto nella visione, nelle idee, nelle proposte. Ovviamente ci accomunano dei valori simili. È ovvio che avere oggi in lista 2 sindaci civici importanti come Renzo Carraretto a Casier e come Andrea Maccari a Giavera del Montello ci, ovviamente, come dicevo prima, inorgoglisce, e insomma cercheremo di continuare su questa strada. Oltre a loro ce ne sono tanti altri che hanno sottoscritto e sostengono la lista e ci daranno una mano in questa campagna elettorale. Vedo Renzo Carraretto, sindaco, può raggiungerci, facciamo questa sorpresa. Lei è sempre stato dato per vicino alla Lega o no? Beh, io sono sempre il ricordo civico, naturalmente la prima tornata della amministrazione comunale non c'era Fratelli d'Italia e dunque c'era solo la Lega, pertanto probabilmente, diciamo così, si riconosceva un po' più in quella linea, visto che avevo quel schieramento. Adesso nel rinnovo a giugno io ho portato tutto il centrodestra, Fratelli d'Italia naturalmente ha partecipato stravolentieri per darmi una mano, e io probabilmente da civico oggi sto ricambiando per poter dare una mano anche nell'eventuale possibilità in provincia di allargare questa visione che i civici dovranno riequilibrare un po' tutto l'andamento. Ecco, però la sua presenza è una presenza di peso, no, Borgia? Guardi, io e il coordinatore regionale siamo molto di peso, quindi insomma non potevamo che fare una lista di peso, e Renzo insieme ad Andrea, insieme a tantissimi altri, a Raffaele, a Roberto, a Nicola, insomma a Chiara, a Gloria, adesso non vorrei dimenticare nessuno, ci hanno permesso di fare una lista, devo dire, competitiva, che poi tra l'altro racchiude insomma tutto il territorio, perché abbiamo candidati in tutto il territorio della provincia di Treviso. Non sfugge a nessuno che oggi siamo a Castelfranco, nella tana del lupo, no? Tra virgolette. Il sindaco Marcon è rappresentante della Lega e presidente della provincia. Non l'avete invitato oggi? Guardi, abbiamo la sede a Conegliano, la provincia è a Treviso, il nostro coordinatore regionale, confrontandoci con lui, ci ha chiesto di fare questo incontro e questo evento qui a Castelfranco Veneto, anche perché insomma dobbiamo dare come dire, la parvenza, e soprattutto dobbiamo spiegare a tutti come noi siamo radicati sul territorio, e quindi cerchiamo di essere, come dire, presenti dappertutto. Ci sono anche le comunali qui a Castelfranco. Fra un anno ci sono le comunali,
comunali. Questo è un territorio importante e dove Fratelli d'Italia vuole investire. Il prossimo anno ricordo che c'è Spresiano, dove già governiamo con il nostro bravissimo sindaco, dove ci sarà Vidor, ci sarà Chiarano e ci sarà appunto Castelfranco Veneto, che ovviamente per numero di abitanti è la città più importante. Noi qui abbiamo un assessore, un consigliere comunale, un circolo che funziona, un presidente di circolo, Fabio Carli, che è impegnato a cercare di lavorare perché il prossimo anno si possa fare molto bene. Ma soprattutto, insomma, le elezioni provinciali, le elezioni comunali, ma ci sono le regionali il prossimo anno o nei primi mesi del 2026, questo ancora non si è capito. Luca De Carlo che ovviamente, come ben sappiamo, è in pole position per la carica a un'eventuale presidenza. No, insomma, noi l'ho detto 100 volte, che noi non possiamo pensare di stare 350 giorni a parlare di regionali, perché i veneti ci prenderebbero a calci nel sedere, e lo ribadisco ancora oggi. Oggi siamo qui perché abbiamo presentato la nostra lista, che per scelta altrui, l'ha detto bene Borgia, abbiamo dovuto fare da soli, assieme ai civici, che ringrazio per la loro grandissima disponibilità. I nostri alleati hanno fatto una scelta differente, io sono sempre per correre assieme, l'ho dimostrato ovunque. Allora quella di Lega e di Forza Italia è una prova muscolare? I maligni dicono che sia una prova muscolare per insomma, in qualche maniera provare a rappresentare un peso sul territorio che oggi i cittadini danno a noi. Se uno maligno non è, cosa dici? No, io non sono assolutamente maligno, anzi sono sempre quello che sparge camomilla, e questo dico che semplicemente, sapendo che Treviso è un laboratorio politico importante, si sono solo presi avanti per quando torneranno elettive e non voteranno solo gli amministratori locali magari eletti qualche anno prima, ma voteranno i cittadini, e quindi dove le elezioni provinciali normali, chiamiamole così, prima della Del Rio, dove ciascuno si presenta con la propria lista. Quindi questa prova muscolare non è fatta in vista delle regionali? Ma non credo che due partiti maturi che sono partiti nazionali possano pensare che questa possa essere una schermaglia per arrivare a ciò. Io credo che sia Lega che Forza Italia siano dei partiti maturi che sanno che i veneti non vogliono divisioni, non le hanno mai volute, e hanno premiato sempre quel partito che ha tenuto assieme agli altri. Oggi siamo noi, lo facevamo quando avevamo il 3-4%, cercavamo di essere il collante, lo facciamo a maggior ragione oggi che un veneto su 3 e oltre sceglie Fratelli d'Italia. E due battute al volo sulla situazione politica nazionale. La prima, caso San Giuliano, è davvero finita con le dimissioni del ministro, l'intera vicenda, oppure rimarranno degli strascichi? Credo che sia una vicenda sotto gli occhi di tutti, che tutti abbiano potuto farsene un'opinione. Credo che oggi sia il momento di ripartire. Oggi c'è l'insediamento di Giuli, che è un bravissimo professionista che conosce il mondo della cultura, e credo che meriti di essere messo nelle condizioni di lavorare senza dover pensare a quello che è stato. Su San Giuliano credo che San Giuliano avrà modo di spiegare la sua posizione e farà capire anche a tanti italiani che forse qualcosina di strano in questa faccenda è accaduto. Ecco, le dovrei chiedere anche di Lupo e di Finanziaria, ma lo faremo fra poco. Lo faremo. Del Lupo. Esatto, ma ci ritorneremo sul Lupo. Per il momento, direttore, ti restituisco la linea qui da Castelfranco. Grazie a Cristian Arboit e a Nicoletta Rizzetto, e passiamo dalle prove muscolari della politica all'ennesimo trionfo di Jannik Sinner, che si è aggiudicato gli Open americani. Vediamo un servizio di Asca News. Jannik Sinner è il signore di New York, secondo slam per l'azzurro dopo Melbourne, battuto l'americano Taylor Fritz 6-3, 6-4, 7-5 dopo 2 ore e 17 minuti di gioco. Signore indiscusso anche del cemento, visto che ha vinto i 2 tornei su questa superficie. Ad assistere al memorabile match del numero 1 al mondo tantissimi VIP, da Taylor Swift a Elon Musk. Un bilancio da favola per l'alto atesino, che in questo 2024 aveva già messo 5 trofei in bacheca, con un bilancio di 54 vittorie contro 5 sconfitte, vittorie che ora diventano 55 con 6 trofei all'attivo. E adesso lasciamolo stare questo ragazzo altoatesino di Sesto Pusteria, che è il numero 1 al mondo, che è arrivato a questo risultato dopo anni di sacrifici, di impegno, di dedizione, dando un esempio a tutti i ragazzi. E non a caso adesso il tennis sta vivendo una fase
di grande passione, perché tanti ragazzi, tanti giovani si stanno avvicinando ad uno sport che era stato un po' dimenticato. Qui siamo in Italia, no? E si salta sempre sul carro dei vincitori, per cui c'è un grande campione, se vince è un grande campione, la volta o le volte che perde invece meritava di essere appunto sbeffeggiato, di essere insultato, di essere in qualche modo portato giù dal suo piedistallo su cui sta con tantissima umiltà. Io veramente non ho mai visto un campione di quell'età non l'ho mai visto qualcuno ostentare a quei livelli la modestia, l'umiltà, la semplicità, l'educazione di questo atleta, che viene sempre definito italiano, sì, è italiano di cittadinanza, poi nel DNA invece altoatesino ed è quindi diciamo austriaco, ecco, diciamo la verità, no? Per quelli che anche qui l'italiano perché è cresciuto in Italia, si è formato in Italia, ma diciamo che i suoi valori di riferimento sono quelli che in altri paesi sono più in qualche modo rispettati e più considerati, cioè il rispetto dell'avversario, il fair play, l'educazione in campo e fuori dal campo. Quindi vanno soltanto dati dei meriti a Jannik Sinner. Addirittura si è detto che ha perso, che non è andato alle Olimpiadi perché voleva stare con la fidanzata, l'ha rovinato la fidanzata, gli fa perdere le partite la fidanzata e altre cavolate che abbiamo visto sui social. Quindi speriamo che d'ora in poi, all'ennesimo trionfo, la vera lezione che Sinner può dare e ha dato ai suoi detrattori è quella di aver ancora una volta vinto, e quindi è meglio tacere e lasciare che questo ragazzo che rappresenta il nostro paese continui a vincere. Galliera Veneta consegna le chiavi della città a Manuel Frigo dopo il bronzo a Parigi. Sentiamo Alex Giuliano. Nello sport vincere è difficile, ma ripetersi lo è ancora di più. E allora servono qualità, allenamento, serve gioco di squadra e più di ogni altra cosa serve cuore. Quello che Manuel Frigo ha messo e come nella frazione finale della staffetta 4% stile libero alle Olimpiadi di Parigi con un clamoroso 47,06 che è valso il terzo posto agli azzurri dietro Stati Uniti e Australia. E così, dopo l'argento di Tokyo, l'Italia si riconferma sul podio più ambito, festeggiando i suoi fuoriclasse, Alessandro Miressi, Thomas Ceccon, Paolo Conte Bonin e appunto Manuel Frigo. Originario di Cittadella ma cresciuto a Galliera, ha ricevuto dal sindaco Italo Perfetti le chiavi della città in segno di riconoscenza e gratitudine non solo per i risultati sportivi, ma anche per il messaggio che rappresenta per i giovani. Tutta la cittadinanza di Galliera e l'amministrazione è a fianco a lui. È bello perché fa fare anche un'iniziativa a dire ai giovani: fate sport, che sport porta vita. E intanto a portare fortuna a Manuel Frigo è stata anche una bandiera speciale, la bandiera del sindaco. Una bandiera che ha portato fortuna, possiamo dirlo. Sì, ha portato fortuna nel 2020 e gli ha portato fortuna di nuovo a Manuel nel 2024. Adesso, a mente fredda, che cosa significa per te questo bronzo? Che cosa significa per te Parigi? No, è stata una bellissima esperienza, penso comunque quasi più bella di 3 anni fa, visto che col Covid è stato un po' diciamo ristretta come cose. Una medaglia che occupa un posto speciale nel podio dei ricordi di Manuel Frigo. Al terzo posto penso sono arrivato quarto, però la prima staffetta, quella ai mondiali di Gwangju, mentre al secondo posto alle Olimpiadi di Tokyo e al primo queste di Parigi, che comunque 3 anni fa è stata quasi una sorpresa, mentre quella di quest'anno è stata cercata e voluta. Bene, tutto per questa prima parte, pubblicità, e poi andremo da Lorenzo Maier che ci racconterà le ultime notizie sulla formidabile mostra del cinema di Venezia. A tra poco.
Grande successo dell'81esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia, ma ieri il direttore della mostra, Alberto Barbera, ha parlato di speculazione ingiustificabile, si riferiva agli aumenti triplicati dei prezzi delle camere d'albergo e degli alloggi turistici. Sentiamo cosa ha detto. Abbiamo accresciuto enormemente il numero di accrediti e di biglietti venduti, oltre il 12% mi dicono, avremo tra quei giorni i dati finali, una partecipazione senza precedenti. Credo che il limite a questa crescita costante che è avvenuta nel corso degli anni siano i limiti, come dire, oggettivi di questo luogo, no? La difficoltà dei trasporti, le difficoltà legate a trovare camere d'albergo e appartamenti liberi e accessibili a prezzi che purtroppo crescono di anno in anno, e quindi non so cosa ci aspetta per il futuro, mi auguro che si possa continuare ancora a crescere. Allora, così Alberto Barbera, e siamo collegati telefonicamente con Lorenzo Maier. Come stai, Lorenzo? Bene, grazie direttore, buongiorno a te e ai nostri telespettatori. Allora, insomma, diciamo che è stato un j'accuse sul caro vita da parte del direttore Barbera, no? Che poi ovviamente ha snocciolato tutti i dati molto lusinghieri sull'andamento di questa mostra. Sì, direttore, diciamo però una cosa, che è un po' un ritornello che più o meno capita tutti gli anni, quello di parlare delle difficoltà logistiche del Lido e anche dei prezzi che salgono, insomma non è una novità, purtroppo o per fortuna a seconda dei punti di vista. Barbera ha usato parole di grande buonsenso, ha parlato di una ulteriore crescita. Ora, chi frequenta la mostra come anche te, come molti di noi, sappiamo che il Lido è un contesto molto delicato, è un'isola, la stessa capienza delle sale, anche sommando appunto la disponibilità di posti, non è elevatissima, se pensiamo che la Biennale da oltre 20 anni ha dovuto allestire un tendone su un campo da rugby per avere un polmone disponibile con 1700 posti, quindi sono difficoltà note, risapute, che quest'anno probabilmente anche in virtù del grandissimo numero di persone che sono giunte si sono indubbiamente fatte sentire, forse più degli anni scorsi, visto appunto l'enorme numero di accreditati, di persone e anche di ospiti che la Biennale stessa ha portato. Ricordiamo che qualche decennio fa c'era stata anche una polemica, una proposta provocatoria di portare la mostra a Roma, ma noi veneziani sappiamo anche il perché, nel senso che la mostra, gli addetti ai lavori della mostra, coloro che organizzano la mostra dal punto di vista pratico per quanto riguarda la cinematografia, chiaramente hanno Roma come bacino, come luogo di riferimento, e infatti poi nacque anche la festa del cinema di Roma, ma Barbera ha anche sempre ribadito che tutte le star, comprese gli americani, chiedono e vogliono venire in Laguna, a Venezia, per quello che trovano, per la città, per il fatto di essere una mostra in un festival, per anche questa atmosfera, se vogliamo, un po' ferma nel tempo, ecco. E anche in questa edizione Barbera ha ribadito in più occasioni pubblicamente come la Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia sia legata in maniera indissolubile al Lido, per cui nulla di nuovo, insomma, ecco. Certo. Lorenzo, grazie molte. Ricordo che un film italiano ha avuto il Leone d'Argento, quello della regista del Pero, che è ambientato in Trentino. Qualcuno l'ha paragonato un po' a Ermanno Olmi, ma insomma è stato un successo sorprendente, inaspettato. A proposito, vediamo il tuo servizio sulla consegna dei premi con il Leone d'Oro ad Almodovar.
Il Leone d'Oro vola in Spagna con La stanza accanto di Pedro Almodóvar e si conclude così una splendida edizione dell'81esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, un film su un tema scomodo, quello dell'eutanasia, che però lascia belli ori di vita. Il mio è un film che vuole parlare di solidarietà, di umanità. L'eutanasia è sicuramente un tema scomodo anche in Spagna da affrontare, ma io non ho intenzione di parlarne dal punto di vista politico. Io voglio parlare di umanità, di solidarietà, di rispetto. È questa la mia convinzione. Sono molto felice di questo riconoscimento, ma lo voglio condividere con tutti, in particolare con le due interpreti. Tra i premi principali del palmarès c'è anche l'Italia con 2 riconoscimenti, il Leone d'Argento Gran Premio della giuria a Vermiglio di Maura Del Pero, ottimo segnale per il cinema italiano di una piccola produzione indipendente, e con il premio per la migliore interpretazione maschile della sezione Orizzonti a Francesco Gheghi, 22 anni, nel film Famiglie di Francesco Costabile. Un film che è nato dalla morte del mio papà, poi mentre scrivevo è morta pure la mia zia, perché erano tutte persone grandi, però ne sono arrivate di nuove, mia figlia Juana Caterina, quindi è stato proprio un film familiare. Venezia cosa rappresenta per te? Beh, è un festival meraviglioso. Sono stata molto contenta perché il comitato di selezione ha amato subito il film, l'hanno proprio abbracciato fin da subito, per cui è stato non solo una grande gioia essere selezionati, ma non avevamo dubbi che volevamo essere qui perché sentivamo di essere voluti e amati. Alle donne giovani registe emergenti, che consiglio ti sentiresti di dare dopo aver preso questo grande premio? Di non lasciarsi intimidire dalla storia che abbiamo dietro di noi e di guardare al futuro e di guardare a esempi positivi e stimolanti. Tutta la mia famiglia, tutta la mia vita, il mio lavoro, io mi metto a piangere, ragazzi, cioè mi metto a piangere, quindi a chi lo vuoi dedicare? Lo dedico alla mia mamma, al mio papà, che mi hanno dato un'infanzia felice, serena, e questo film ce lo racconta perché non è sempre facile per tutte le famiglie, e quindi dedico questo film oltre ai miei genitori, al futuro, alle famiglie del futuro, ai ragazzi, ai giovani, e spero che vedano questo film, soprattutto i giovani. Venezia è nel tuo cuore? Venezia sarà sempre nel mio cuore. Infine un primo bilancio con il direttore della mostra, Alberto Barbera. Alcuni film di Venezia li ritroveremo nei mesi prossimi a correre per la vita statuetta dell'Academy. Comunque se ne aspettava un successo di questa portata per Venezia 81? Ma io non mi aspetto mai il successo. Il successo è il frutto di tanti elementi che sono in qualche misura anche un po' imprevedibili. Abbiamo lavorato tantissimo e sono contento che questo successo premi l'impegno che abbiamo messo nel preparare questa 81esima mostra. Bene, con il cinema in grande spolvero dopo una fase di indebolimento dovuta anche al Covid. Volevo ringraziare Lorenzo Maier che ha seguito molto bene questa 81esima edizione, ha intervistato divi e dive, addirittura mi ha raccontato che Lady Gaga a un certo punto ha chiesto a qualcuno dov'è quel giornalista di Antenna 3 che conosco, ed è andata lei a trovarlo. Cioè, il potere di Lorenzo Maier. Grazie a tutti, grazie a Tony Esposito e ad Alberto Pivetta in regia. Ci vediamo stasera a Focus alle 21:15. Buona giornata.